Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, come sempre alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Oggi si dovrebbe tornare finalmente a parlare di emergenza, di dati, di progetti, dopo quello che è successo anche con le polemiche dei giorni scorsi. Ci stiamo avvicinando al 1° maggio, al ponte del 1° maggio, ponte in zona gialla per il Veneto senza grosse limitazioni. Potrebbe cambiare molto, naturalmente come sempre le autorità fanno appello al senso civico, al buon senso dei cittadini, quindi sì, si può andare in giro, si può fare quasi tutto, però l'attenzione deve essere massima nei confronti delle norme che ci permetteranno di superare questa fase dell'emergenza. Capiremo poi nelle prossime ore, posto che il maltempo potrebbe arrivare a rovinare questa prima 2 giorni di quasi totale libertà dopo un periodo molto complicato. Capiremo anche con i nostri giornalisti, con i nostri servizi, che cosa vogliono fare le persone, che cosa vogliono fare i veneti, se staranno in famiglia, se andranno a vedere qualche zona turistica magari un po' fuori mano, sempre all'interno della nostra regione. Prima di parlare di tutto questo parliamo delle novità che arrivano da Vicenza con la nostra Gabriella Basso, già collegata, non capiamo da dove, ma ce lo spiegherà sicuramente lei. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Siamo all'esterno della fiera, il punto vaccinale più grande dell'Uslotto Berica, perché da oggi è partita la vaccinazione degli over 60 e quindi siamo qui all'esterno per capire un po' come va. Allora, diciamo innanzitutto che tra oggi e domani, cioè giovedì e venerdì, qui in Fiera Vicenza si vaccina fino alle 23 di sera, quindi in mattinata c'è un po' un via vai misto di persone tra over 60, over 70 che sono stati, sapete che appunto c'è questo appello continuo a presentarsi perché manca, almeno per quanto riguarda l'Uslotto Berica, il 23% circa insomma di over 70 all'appello della vaccinazione. Ci sono ancora anche fragili, quindi è un po' un mix. Il clou è previsto da questa sera dopo le 7 perché ovviamente hanno concentrato più possibile gente a quell'ora per dare pronto spazio anche a altre vaccinazioni durante la mattinata. Comunque ne abbiamo trovati e sono felici, contenti finalmente che sia la loro ora di vaccinarsi, qualcuno un po' timoroso ma comunque contento e soprattutto contento di fare Pfizer. Gabriella, in altre province, in altre aziende sanitarie c'era stato un vero e proprio assalto da parte degli over 60 per prenotare il vaccino. Questo è successo anche nell'Uslotto Berica o semplicemente le cose sono andate bene e adesso la gente comunque è contenta di poter partecipare alla campagna vaccinale? Allora, quelli che ho sentito io questa mattina, che però appunto ribadisco non sono tantissimi proprio perché il clou sarà questa sera dalle 19 in poi, ma hanno detto che non hanno avuto nessun tipo di difficoltà, che è tutto perfettamente organizzato e sono contenti perché non c'è neanche tanta attesa, si va via lisci, ci sono tutti, è molto organizzato all'interno con vari reparti, diciamo postazioni e reparti di attesa. E anche quando c'è stata l'apertura praticamente per la prenotazione nel portale regionale della Regione Veneto per gli over 70, effettivamente c'è stato un boom di prenotazioni ma senza diciamo affanni, ecco, possiamo definirlo così. Su oltre 16.000 posti che l'Uslotto Berica aveva messo, immediatamente ne sono stati bruciati 15.780. Però quello diciamo nell'arco proprio del pomeriggio, certo, mattina, ma sono terminati tutti e l'Uslotto Berica ha già aperto di nuovo lo slot per altri circa 2.000 posti di prenotazione a partire dalla seconda settimana di maggio, cioè ci si può già prenotare ma sarà dalla seconda metà di maggio, scusate, seconda settimana di maggio, quindi il 10 maggio, la vaccinazione, certo, per questa diciamo secondo slot, possiamo definirlo così. Molto bene, Gabriella, allora in chiusura di collegamento ti chiediamo se c'è già della cronaca da Vicenza e proprio al volo se avete già capito che cosa intendono fare i vicentini per il ponte del 1° maggio. Allora, non abbiamo ancora sentito i vicentini cosa intendono fare del ponte del 1° maggio, ma c'è la collega Angelica Montagna che è già al lavoro al riguardo.
Cronaca non ne abbiamo tantissima oggi, ma la giornata è lunga. Le ricordo però che oggi è anche il giorno del finalmente concorso della Polizia Municipale di Vicenza, che praticamente con il Covid è stato spostato ogni volta in là, perché appena si apriva la zona gialla poi scattava quella arancione e quindi praticamente si spostava in là nel tempo, ma oggi finalmente è partito. Il concorsone. Sì, Molto concorsone, bene, Gabriella, esatto. allora tutto il resto con le novità di giornata lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Come sempre, se ci saranno altre novità importanti dall'area iberica non esitate a contattarci. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Allora, noi abbiamo fatto questa prima infarinatura con Vicenza, naturalmente poi tutto quello che succederà nel corso della giornata lo sentiremo nel TG di questa sera. Si parlerà anche sicuramente del Bomba Day, di cui abbiamo omesso di parlare con la nostra collega Gabriella Basso, perché sappiamo che domenica ci sarà un po' di trambusto a Vicenza per la rimozione e il brillamento di questo ordigno ritrovato qualche settimana fa. Naturalmente tutte le informazioni le vediamo nei telegiornali delle nostre emittenti, come vediamo anche le novità da Padova. Noi stiamo aspettando il collegamento con Chiara Gaiani della nostra redazione padovana. Come sempre in apertura di telegiornale vediamo tutte le novità dal territorio. Al volo proprio i servizi poi li vediamo, gli approfondimenti, ma proprio l'importante è capire che cosa sta succedendo in questo momento da chi è sul territorio. A Padova c'è la nostra Chiara Gaiani che ci aggiorna sulle novità, che ce ne sono anche di clamorose, pare. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo proprio che è stata una di quelle mattinate in cui non si riesce neppure a respirare, perché le cose si accavallano una dietro all'altra, ogni tanto succede, ma è anche il bello del nostro lavoro. Direi di partire dalla campagna di vaccinazioni, perché oggi è stato il primo giorno di vaccinazione per quanto riguarda gli over 60. Ricordiamo che praticamente il lunedì pomeriggio sono stati aperti gli slot, nel giro di pochissimo erano andati esauriti tutti gli oltre 16.000 posti. L'ULSS 6 ha riaperto degli slot nella giornata di ieri, 50.000 posti dedicati proprio agli over 60, se ne sono prenotati in pochissime ore 32.200 di persone, però ci sono ancora posti. Nel frattempo prosegue ovviamente anche tutto quello che riguarda insomma le seconde dosi, quindi si va avanti si va avanti a sprombattuto con la campagna di vaccinazione. C'è poi l'altro caso insomma su cui c'è grande insomma tensione e movimento in città, riguarda il caso tamponi rapidi. C'è un'evoluzione dal punto di vista giudiziario, perché da notizie di stampa poi confermate si è appreso che è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto Andrea Crisanti, che è il direttore della microbiologia dell'azienda universitaria di Padova. Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione presentata da Azienda Zero, il braccio operativo della Regione Veneto, che avrebbe accusato Andrea Crisanti di diffamazione alla sanità veneta. Questo è un caso che ovviamente noi continueremo a seguire. C'è invece un caso che sta arrivando ad un punto quantomeno di svolta. Ricorderete che domenica pomeriggio a Padova, in Corso Umberto, è stato fermato un giovane camerunense di 29 anni, era stato fermato dagli agenti della polizia locale. Dei passanti avevano ripreso il video, c'erano state accuse nei confronti insomma del modo ruvido usato dagli agenti della polizia locale, tensioni su questo anche all'interno della stessa maggioranza, con una parte soprattutto legata a Coalizione Civica che ha proprio accusato i modi usati dalla polizia locale. Ecco, su questa vicenda c'è un primo punto fermo, perché la Procura della Repubblica ha archiviato le posizioni dei 3 agenti coinvolti e comunque insomma si continua a discutere di questo caso. Per ora quindi iscritto nel registro degli indagati c'è solo una persona, ed è il giovane camerunense di 29 anni che è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto a fornire le proprie generalità, perché ricordiamo
Quest'uomo era in bicicletta su Corso Umberto, che per chi non conosce Padova è una via centrale che collega il centro a Prato della Valle, era senza mascherina e quando i vigili l'hanno fermato si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Una notizia dell'ultima ora di cronaca, un maxi sequestro di cui si è avuto notizia proprio pochi minuti fa da parte della Guardia di Finanza di mascherine non conformi, ancora mascherine FFP2, quindi non conformi alle regole in materia, e di saturimetri non conformi agli standard di sicurezza. Sappiamo quanto questi dispositivi sono fondamentali nella lotta al coronavirus e tutti ricordiamo come fossero introvabili solo un anno fa. Sui saturimetri c'è stato proprio anche tanti insomma si sono dati da fare per farli avere agli ospedali, i posti dove erano più importanti, più fondamentali. Ecco, ne sono stati sequestrati un quantitativo enorme, tra l'uno e l'altro circa 7 milioni di pezzi coinvolti. Sì, ai noi due aziende che fanno riferimento a dei cittadini cinesi, uno di questi legale rappresentante è anche stato denunciato, hanno operato gli agenti i militari della Guardia di Finanza di Padova e del distaccamento di Piove di Sacco, ma su questo stiamo raccogliendo tutti i dettagli, ovviamente saremo più precisi nelle prossime edizioni. Allora Chiara, noi siamo riusciti a mandare il video che ci ha fornito la Guardia di Finanza, sul Blitz si vedevano già le mascherine poste sotto sequestro, i cumuli di scatoloni con il nastro, il personale della finanza che apriva e scopriva quello che c'era da scoprire. Tutto il resto lo vediamo come sempre appunto nei nostri telegiornali. Ti ringraziamo per questo collegamento, per queste importanti informazioni. Naturalmente come sempre, come per tutti, se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci. Grazie, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, abbiamo sentito le principali notizie da Vicenza e da Padova, come sempre all'inizio del nostro telegiornale. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi state con noi perché fra 20 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove si stanno concludendo le operazioni di preparazione della sala appunto per la conferenza stampa di Luca Zaia, che oggi è molto attesa. Ci dovrebbero essere novità importanti riguardo alla campagna vaccinale, riguardo anche quello che succederà nei prossimi giorni. Prima di andare dal vivo a Marghera andiamo a rivedere quali erano state però le ultime dichiarazioni del Presidente, che nell'ultima conferenza stampa disponibile ha già annunciato l'avvio più o meno delle vaccinazioni per gli over 50. Il nostro obiettivo è un obiettivo ambizioso di iniziare da domani a oltre 40.000 vaccinazioni al giorno, quindi se ci arrivano vaccini, visto e considerato che alla volta del 3 maggio di lunedì avremo quella settimana una fornitura di 356.000 vaccini, una settimana straordinaria perché poi si torna a 200.000. Noi contiamo di far veramente in fretta anche per la classe over 60. La campagna vaccinale nel Veneto va avanti spedita, a tal punto che il presidente Zaia annuncia di questo passo si potrebbero vaccinare anche i quarantenni entro l'estate. Intanto questa mattina sono state aperte le prenotazioni fino al 19 di maggio e sono almeno 72.000 i posti per gli over 60. Non solo, Zaia non esclude di poter aprire i cinquantenni già a metà maggio. Non escludo di anticipare i cinquantenni a metà maggio. Perché se voi fate il calcolo, se riuscissimo a fare 40.000 vaccini al giorno, ce ne mancano ancora da vaccinare 466.000, voi capite che vuoto per pieno, come diciamo sempre a Tosato, in 10-11 giorni noi li vacciniamo tutti. Il che vuol dire che è verosimile che a metà maggio si aprano le agende per gli ultra cinquantenni. Mi appello ai sessantenni, ha continuato il Presidente, a prenotarsi subito in modo da non sovrapporre le classi di età. Se volete un consiglio, cerchiamo, se abbiamo più di 60 anni, di prenotare non il 19 maggio, ma diamoci un obiettivo di farlo prima del 10 maggio. Trovate le agende aperte fino al 19, però se lo fate prima al 10 ci permettete di partire prima con i cinquantenni
e di evitare sovrapposizioni. Vedremo da qui a settembre come verrà calibrato il calendario che la Regione ha presentato solo qualche giorno fa, vi ricorderete, sui vaccini con i vari slot dedicati alle fasce di età, e si presume per settembre di poter completare la gran parte della campagna vaccinale. Naturalmente più si andrà in là, più sarà poi facile gestire la situazione, anche perché, come ha sempre detto Zaia, come ha sempre detto l'autorità sanitaria, l'importante è mettere in sicurezza gli anziani, le fasce più fragili, deboli della popolazione. Poi la creazione di questa benedetta immunità di gregge prima o poi arriverà, e passerà anche di sicuro dai vaccini in farmacia, perché pare che si sia raggiunto un accordo, ce ne ha parlato l'assessore Lanzarin. Si tratta solo di confermare la data di avvio, ma l'accordo tra Regione e farmacie è stato raggiunto e ratificato con delibera di giunta. Delle 1.400 operative sul territorio, oltre la metà a stretto giro di posta comincerà a vaccinare i propri clienti, ovviamente con le priorità fissate sempre dal commissario. Si prevede che possano effettuare all'incirca, quindi ipoteticamente, sui 380.000, 400.000 vaccini all'interno delle farmacie. Loro prevedono che le farmacie più piccole possono fare circa 50 vaccini a settimana, quelle più grandi un centinaio. Altra delibera adottata dalla Regione riguarda il percorso di recupero post-Covid dei pazienti con il coinvolgimento del sistema termale, mentre continua la predisposizione dei protocolli di sicurezza in vista delle riaperture, con le regioni che chiedono di anticiparne alcune. Una è quella di anticipare la tempistica prevista per i parchi a tema, parchi tematici, parchi giochi, che è prevista per il 1° di luglio, di anticiparla per il prima possibile. Regioni pronte a proporre all'esecutivo anche nuove regole per i grandi eventi all'aperto. Uno degli obiettivi per il Veneto è salvare la stagione all'Arena di Verona. Fra le notizie che arrivano in questo momento in redazione legate all'emergenza coronavirus ci sono anche quelle sui vaccini, perché l'ANSA ci dice che sono 18.886.925 le dosi di vaccino somministrate in Italia, ovvero l'84,3% delle 22.410.000 dosi distribuite alle regioni, con un incremento registrato nelle ultime ore sul sito ufficiale del governo di oltre 2 milioni di Pfizer. Al momento sono 15,6 milioni. Notizie che fanno ben sperare per l'immediato proseguo della campagna vaccinale. Purtroppo in questo momento non abbiamo ancora a disposizione il bollettino della Regione Veneto sui vaccini, quindi non riusciamo a capire in quale fase sia ora il Veneto. Però il fatto di aver parlato con i nostri giornalisti a Padova e a Vicenza, che ci dicono che sta proseguendo in modo davvero spedito la campagna vaccinale, con l'apertura, lo ricordiamo oggi, degli over 60, potrebbe dare un'immagine molto molto positiva di questo delicatissimo momento. Naturalmente i dati poi li vedremo questa sera nei nostri telegiornali, con tutte le interviste, con tutti gli approfondimenti anche di tutte le varie sedi vaccinali. Arrivati a questo punto noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo e alle 12:30 inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove sta per iniziare la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Fra poco saremo in diretta anche sui nostri social, ma prima di arrivare alla conferenza stampa andiamo a vedere assieme gli ultimi dati disponibili riguardanti l'emergenza coronavirus, il report di ieri sera alle ore 17, che così possiamo fare un confronto poi con quello che succederà fra poco, con i dati che darà fra poco il governatore Luca Zaia. Allora, a ieri c'erano 22.126 casi positivi in Veneto, sono molti meno rispetto al giorno precedente. Viene confermato quindi un netto calo. Poi
302 i casi positivi riscontrati nel pomeriggio di ieri. Anche questo è un dato comunque in calo, sono sempre centinaia i casi riscontrati, questo da un certo punto di vista è comunque preoccupante, però il numero complessivo scende anche in modo molto deciso. Sono 410.478 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Veneto e sono 377.445 le persone che si sono negativizzate in Veneto dall'inizio dell'emergenza. C'è da notare come questi due dati si stiano avvicinando molto, e questa naturalmente è una cosa positiva, perché vuol dire che almeno dal punto di vista sanitario l'emergenza sta scemando. Ovviamente su tutto questo valgono le solite regole: igienizzazione delle mani, distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, tutto quello che bisogna fare per evitare che il contagio si diffonda. Purtroppo sono sempre da tener conto il numero dei decessi, che non smette di crescere. Anche qui saremo veramente fuori da tutto quanto una volta che il numero dei morti finirà di aumentare. Siamo arrivati a 11.307 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Ovviamente scendiamo nella seconda parte della tabella, che è fondamentale perché ci fa capire come la sanità del Veneto sta reggendo l'urto di questa spallata che doveva essere una nuova ondata. Invece fortunatamente, grazie anche a tutto il lavoro che è stato fatto e tutte le attenzioni che le persone prestano ogni giorno, sta un po' diminuendo. Allora, 1291 le persone ricoverate in area non critica, di cui 978 che sono ancora positive, 313 che si sono negativizzate. Anche questo è un numero che scende. 204 le terapie intensive impegnate, di cui 170 con persone ancora positive, 34 con persone che si sono negativizzate, e qui siamo ben sotto ai dati che avevamo visto solo qualche settimana fa. Eravamo quasi a quota 300. Ricordiamo che c'è stato un momento in cui c'erano circa 300 terapie intensive impegnate con pazienti affetti da coronavirus e altre 250-260 per altre tipologie che naturalmente continuano a verificarsi, e in tutto si era arrivati a quasi 600 terapie intensive impegnate, ed era un momento di stress notevole per la sanità del Veneto, che comunque ha reagito in modo egregio alla pressione di questi ultimi mesi. Infatti vedete che sono 11 in meno le persone ricoverate in area non critica. Ovviamente questo è un bilancio, quindi ci saranno tot dimissioni, tot ingressi in ospedale, però il bilancio è di meno 11, le terapie intensive sono più o meno invariate, è di meno 1 il bilancio. Detto questo, però, vi lasciamo al governatore, che è appena arrivato. Buongiorno a tutti. Inizierei col bollettino. 4.319.000 test rapidi e 4.984.000 test molecolari. Totale delle due categorie 9.304.143. 9.304.143. Positivi delle ultime 24 ore sono 935, che equivalgono al 2,59% di positivi su 36.041 tamponi. Siamo arrivati a 411.111 positivi dal 21 febbraio, quelli ovviamente identificati con gli oltre 9 milioni di tamponi. I positivi di oggi sono 22.255. I ricoverati totali, continua il calo, sono 1.478, meno 30. 1.478 così suddivisi, 1.275 in area non critica, meno 26.
e 203 in terapia intensiva meno 4. Ormai è un calo di quasi 2 settimane che si sta susseguendo. Vi ricordo che di fatto, se guardate 1478, di fatto abbiamo dimesso dai nostri ospedali in un paio di settimane circa 1000 persone. Le terapie intensive non Covid sono 269, vi ricordo che noi mediamente abbiamo dalle 250 alle 300 persone in terapia intensiva non Covid, alle quali si sommano le 203. Totale 472 posti occupati in terapia intensiva in Veneto. Totale di decessi 24 ore 17, 11.316, anche qui voglio ricordare, sempre per... Purtroppo, il che non vuol dire che è una nota di Gaudio, no? Ma è una nota statistica, siamo oggi l'8ª regione in Italia per mortalità e siamo la prima tra quelle più colpite, siamo l'ultima, siamo quella con meno mortalità tra quelle più colpite, cioè che sono il blocco delle regioni del nord. I dimessi sono 20.385, curati e dimessi. Facciamo intanto gli auguri alla signora Maria Bandiera di Piazzola sul Brenta, 103 anni oggi, quindi auguri alla signora Maria Bandiera. Considerazioni: sta calando, spero non si abbassi la guardia, onestamente qualche assembramento da sprezze lo si vede in giro, qualche immagine adesso vedremo, saremo alla prova del 9 con questo fine settimana. Il meteo ci dà pioggia, quindi non sarà un fine settimana probabilmente di sole e primaverile, di primavera inoltrata, ma sarà forse più autunnale che primaverile. Però ragazzi, signori, l'assembramento è sempre foriero poi di un portarsi in pancia del rischio, no? E quindi dico, fate attenzione, perché non abbiamo la certificazione matematica che non si possa riavere una recrudescenza, una ripresa della curva di infezione. Questo io lo dico tutti i giorni perché sia chiaro. E lo dico perché ho il pensiero di chi è negli ospedali che è impegnato a curare ancora questi 203 persone in terapia intensiva e queste 1450 persone ricoverate. Lo dico perché siamo impegnati sul fronte vaccinale in maniera non indifferente. E il combinato disposto di avere gli ospedali strapieni e la necessità di avere 60 centri vaccinali che performano, è impossibile avere questo combinato disposto, perché purtroppo le truppe sono sempre quelle, cioè non è che abbiamo 1300 persone in più da mandare nei centri vaccinali. Quindi se andassimo in tilt con gli ospedali sarebbe già un guaio, perché insomma sarebbe una sconfitta sociale, no? Tornare con la recrudescenza dell'infezione, ma dall'altro dovremo sguarnire le fila di coloro che vaccinano e non ce lo possiamo permettere. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.123 dosi, quindi grazie di cuore a tutti i centri vaccinali che stanno performando bene. Domani ragazzi iniziamo con i target pesanti, 43.000. Guardate, 43.000 non ho mai visto scritto nessuno sul pezzo di carta su una regione da 4.900.000 abitanti, e si va avanti martellando, perché ovviamente abbiamo dosi di vaccino adesso a disposizione, ne sono arrivate 150.000 stamattina, che si sommano a quelle che abbiamo già in casa, arrivate ieri e l'altro ieri, insomma, e alla fine abbiamo 268 più altri 150.000, si va a quasi 400.000 dosi. Ovviamente noi adesso spingiamo forte perché siamo convinti del fatto che più veloci andiamo, prima usciamo da sta tragedia. Vi dico anche che grazie al vostro lavoro di ieri, e quindi grazie alla stampa, ieri abbiamo fatto 100.000 prenotazioni. Quindi adesso faccio ancora appello a tutti coloro che hanno più di 60 anni, in particolar modo la corte, come si direbbe, la popolazione dei 60-69, ma vale anche per i 70-79 e chi ha anche più di 80 anni, quindi sopra i 60 anni, sappiate che noi siamo con ancora posti nelle agende
In questo momento abbiamo 64.000 posti liberi. Spero che non ci sia nessuno che vi chiama in redazione e vi dice che non trova posto. Potrà chiamarvi per dire che ha tribulato a farsi spazio, ma quando entri il posto c'è. Quindi faccio appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando e quelli che vi leggeranno domani o vedranno i servizi, è necessario che vi prenotiate se volete fare il vaccino e lo facciate in maniera più repentina possibile, cioè la preghiera che faccio, prendete il giorno e l'orario più vicino ad oggi, cioè il primo possibile, perché prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69 o comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni e a questo punto se tiriamo forte così io dico che potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. Cioè, a questo punto penso che le abbiamo fatte tutte, no? È possibile. Allora, dei 60 a 69 vi do il dato, la categoria A 558.464 60 a 69, 558.464 la popolazione che avete avuto anche ieri, che avete scritto. Da vaccinare ce ne sono 458.000, quindi 100.000 abbiamo già fatti, per capirci. Tra prenotati e posti di prenotati, scusa, no, vi do il dato esatto, prenotati 242.000, vi do i numeri tondi. Liberi in questo momento ne abbiamo 64.000 di posti, quindi il totale dei prenotati più i liberi fa 306.000. Capite che se 4,58 sono ancora quelli da vaccinare, meno 306.000, 3-4 giorni che siamo, però bisogna che vi prenotiate, cioè appello veramente di cuore a tutti, chi vuole vaccinarsi a più di 60 anni, faccia in modo di prenotarsi o entrando direttamente nel sito internet o andando in una farmacia, in qualsiasi farmacia, o chiedendo a qualche conoscente che basta un telefonino per prenotare, anche se ancora non c'è l'applicazione, o presso i servizi sociali dei comuni che fanno questo servizio, e chiedete o cercate la data più vicina. Le agende sono aperte fino al 19, ma non prenotate il 19, fate l'impossibile per prendervi su. Vi avviso già che ci sono già dei posti liberi anche per domani, pochissimi, ma c'è ancora qualche posto libero, magari se uno ha anche fortuna domani riesce a farsi il vaccino e via. Peraltro devo anche dire, non dovrei dirlo, ma sarà inevitabile che siano vaccinazioni che si fanno in gran misura ovviamente anche con vaccini importanti, e quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, però insomma c'è vaccinazione che riusciamo veramente a fare in maniera importante. Si va avanti nel senso che ormai è vaccinata, se prendiamo il dato 0-111 anni, il 21% dei nostri veneti ha avuto almeno una dose, ma se guardiamo invece, se andiamo a guardare la categoria vaccinabile in Veneto sono 4.198.022. Questa è la popolazione over 16 anni, cioè sopra i 16 anni. 4.198.022. Abbiamo già fatto prime vaccinazioni, abbiamo già 1.081.000 prime vaccinazioni, vuol dire che abbiamo il 25% dei vaccinabili già vaccinati con almeno una dose. In totale ad oggi abbiamo inoculato 1.572.000 dosi, perché poi sono le seconde dosi, adesso seconde dosi vanno via, si calcola che almeno metà sessioni che faremo nei prossimi giorni sono di seconde dosi. Non aggiungerei altro, nel senso che siamo molto felici per il fatto che le vaccinazioni stanno andando bene. Il generale Figliuolo verrà qui il 13 di venerdì 13 maggio e visiteremo gli faremo vedere l'efficienza. Giovedì 13. Giovedì 13. È giovedì o venerdì? No, giovedì.
O deve venire venerdì? No, il 13 è giovedì. Ah, vabbè. Il 13 è giovedì. Vabbè. Cercate di esserci. No. E gli faremo vedere l'efficienza del Veneto, so che lui è sempre attento alle dinamiche di questa regione, faremo un paio di centri vaccinali, magari una riunione con i nostri uomini e donne dello staff, dei dirigenti delle vaccinazioni, e magari invitiamo i prefetti e coloro appunto che hanno ruolo non nelle vaccinazioni, i prefetti non si occupano di vaccinazioni, ma viene il commissario di governo, è giusto che incontri i suoi riferimenti territoriali. Basta, non aggiungo altro, se avete domande lasciamo più spazio alle domande, così poche. Allora cominciamo con le poche domande, la prima è di Filippo Tosato. Poche e sentite parole. Sì. Intanto mi verrebbe da dire che sono numeri vaccinali impressionanti e che veramente... Solo il Veneto li può fare. Insomma, sono numeri importanti. Guardate le tabelline nazionali. Siamo la prima regione d'Italia per vaccinazioni. Penso che questa sia una bella notizia per tutti. Nonostante la sfigatissima regione che descrive qualcuno. Però ecco, per non uscire dal tema, per non alimentare troppo il suo ego, torniamo un po' ai tormenti quotidiani. E apprendiamo che ci sono inchieste e denunce in corso. In particolare ci sono due inchieste, una della Procura di Padova e una della Procura di Vicenza, che riguardano sostanzialmente il fondamento della tesi secondo la quale i tamponi antigenici, i tamponi rapidi, sarebbero inadeguati, inefficaci E poi però c'è anche da parte della stessa Procura di Padova un'indagine che vede sembra indagato il professor Crisanti per diffamazione, cioè per aver affermato che la sanità veneta utilizza tamponi rapidi che mettono in pericolo la gente. Questo è l'aspetto giudiziario, sul quale come dire, le chiederei una valutazione, non tanto, so già che mi dirà le inchieste andranno per la loro strada, eccetera, eccetera, però lei ci dice sempre sono scelte tecniche, sono scelte dei dirigenti, sono scelte degli scienziati, però l'adozione di tamponi antigenici in un'epidemia così devastante è stata una scelta importante, decisiva. Ricordo che molte volte qui abbiamo parlato di questi tamponi, ce li ha fatti vedere, eccetera, eccetera. Personalmente, al di là poi delle valutazioni giudiziarie e del confronto scientifico, lei che opinione ha? Che noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Cioè, cosa andate? Dei medici di base che hanno sbagliato a utilizzare i tamponi rapidi che ha utilizzato anche la Regione Veneto. Dopodiché voglio ricordare, non entro nei termini di studio e robe perché non mi competono, ma entro in un termine che è quello dell'ansia, dell'angoscia, del contact tracing e di una roba seria. Voglio ricordare che a marzo 2020 facevamo 2000 tamponi al giorno, visto che qua ci sono sempre quelli esperti che tutto dipende dai tamponi molecolari, 2000 tamponi al giorno, e abbiamo avuto esiti facendo 2000 tamponi al giorno di gran lunga inferiori coi morti rispetto a dicembre che ne facevamo 75.000 al giorno, dei quali almeno 22-25.000 molecolari. Capite che non torna a conto, no? Lasciate perdere i rapidi, ma i molecolari rispetto a marzo della prima ondata ne facevamo 10 volte di più e abbiamo avuto un esito su mortalità diverso. Io dico una cosa,
che se noi avessimo immaginato di fare solo i molecolari avremmo fatto 22-23 mila molecolari al giorno e quindi avremmo lasciato, diciamo, a piede libero almeno 2/3 dei positivi che ogni giorno si trovavano con i rapidi, ma non serve che stia neanche qui più a dirle queste robe, mi sembra ovvio, no? E allora è un cane che si mangia la coda, no? Presente l'uomo nella giara di Pirandello. Salviamo l'uomo o rompiamo la giara? Rompiamo la giara o salviamo l'uomo? Allora, se la teoria è che il tampone rapido non funziona, fa morire la gente, è altrettanto vero che il tampone rapido comunque ritrova 2/3 almeno di positivi di ogni giorno dove il tampone molecolare non arriva perché non ce n'è. Bella sta roba della giara, mi è venuta bene. Citato poi Pirandello, siciliano. Cioè. Ecco, va bene. No, per dire, al di là delle battute, cioè noi ci fermiamo qui, ci fermiamo assolutamente qui, dopodiché questo è un tema da scienziati, da chiarire, però neanche posso accettare che si faccia credere che si poteva gestire un'epidemia che arrivava a 70.000 tamponi al giorno per il contact tracing. 70.000 tamponi, vorrei ricordarvi che una delle punte che abbiamo toccato, forse la più alta, 72.000. Vorrei ricordare che ci sono 70.000 persone con 2 narici perché è rinofaringeo, quindi anche la faringe, che devono mettersi davanti a un operatore e farsi fare sto lavoro tutti i giorni. Cioè, quindi immaginate che mole di diffusione che ha il virus. Punto. L'hanno utilizzato tutte le regioni, guardatevi i dati nazionali, ci sono tutte le tabelle. Noi abbiamo avuto un'ondata a dicembre, magari qualcuno riuscisse a spiegarcela l'origine di questa ondata. C'è chi l'ha avuta a gennaio-febbraio, ma vedo che se ne parla relativamente, no? Cioè, voglio ricordare che la famosa ondata che è venuta da noi è arrivata poi a gennaio-febbraio in altre regioni. Voi mi avete chiesto se davamo ospitalità nelle terapie intensive all'Emilia Romagna. Sì. E io reputo l'Emilia Romagna una regione dove si gestisce bene la sanità, che peraltro ha più morti di noi. E così il Piemonte e meno abitanti. L'astuta assessore. Per niente non fa l'assessore. Posso fare la seconda domanda? Una e basta, dai. Una ancora e basta. One more. Allora, l'altro versante è il versante politico-amministrativo. Lei ha deciso se martedì prossimo andrà in aula in Consiglio regionale? Ma ancora con sta roba? Sì. 3 giorni che andate avanti con sta roba. C'è un motivo, perché ieri l'opposizione si è detta convinta che lei invece andrà in commissione. No, non è che è detta convinta, andiamo in commissione, ecco, perché in aula ci andavamo volentieri se ci facevano parlare i tecnici. Siccome c'è anche, come si può dire, questo puntiglio di dire che se andiamo in aula i tecnici non possono parlare, siccome deve finire sta farsa di far credere di voler far credere ai cittadini che qui 2 persone decidono se fare l'anticorpo monoclonale o dare la tachipirina o la idrossiclorochina a un paziente, perché non decidiamo noi assolutamente queste robe. Hai un problema, hanno chiesto, bisogna riferire rispetto alla trasmissione Report, giusto? Report ha detto delle cose, i tecnici verranno a riferire. Cosa volete che ne sappiamo noi della schermata video del tracciamento con scritto asintomatico piuttosto che del tampone, cioè dello studio dei tamponi che non ho mai visto? Cioè, di cosa stiamo parlando? E quindi i tecnici ci sono. Se l'obiettivo è quello di fare chiarezza, se l'obiettivo è quello di fare confusione, i tecnici non li vuoi. Quindi si preparino i consiglieri che verranno 7-8 tecnici per i quali io chiederò a tutti di parlare per il loro argomento, così tutti andranno a casa sapendo vita e morte e miracoli del Covid. Ma interverrà anche lei in commissione? Certo, ci vado anch'io in commissione, anche l'assessore. Ma guardate, questo, che sia chiaro, è un falso problema. Se tu poni la questione che vuoi chiarezza e l'amministrazione ti dice sì, ci veniamo, addirittura portiamo i tecnici, mi dice no, i tecnici no, però di chiarezza dobbiamo fare.
Non dobbiamo mica registrare il report noi, dobbiamo andare davanti a un'assemblea che rappresenta i veneti a raccontare quali sono le vere posizioni dei nostri tecnici che hanno diritto ad esprimerle. Ecco, per i non addetti ai lavori ricordiamo che le commissioni si svolgono a porte chiuse. Sarà a porte aperte, dai, ma non state a seguire queste robe che poi vi fate, sono 3 giorni che si scrive questa roba, lasciate perdere. Quindi sarà a porte aperte. Ma cosa volete? Cosa dobbiamo da nascondere? Non è che sarà, è già noto che a porte aperte chiunque può collegarsi e le verrà fatte in sede dell'aula consigliare anche per dare più spazio alle persone che ci entrano. Dire che non si fare, diciamo, gli arrabbiati perché vuoi portare i tecnici a un incontro a me sembra strano, sinceramente. Ovvio che se tu hai il compitino scritto da qualcuno per fare il coso e ti ritrovi l'assessore e il presidente che non sanno nulla tecnicamente, magari ti dice, leggo che i CT, le amplificazioni di quel tampone con la proteina N e così Zaia resta lì a tirare gli occhi. No, ci sarà il dottor Rassu che risponderà di questo. Se poi vogliamo parlare di varianti, ci sarà la dottoressa Ricci che risponderà di questo. Perché noi a porte aperte la facciamo per i veneti questa riunione, che così si collegano e sentono le versioni di chi... Guardate, in report, mi hanno detto, io non l'ho ancora vista la trasmissione, quanto e non la voglio vedere prima di andare, se vado in consiglio prima, per scelta, e mi hanno detto che io avrò avuto un cameo di quanto? Un minuto e mezzo, 2 minuti, mi hanno detto poca roba. Chi l'ha vista di voi? Quanto mi hanno fatto vedere? Quanto l'ho avuto? 2-3 minuti? Sì, una cosa. Ho fatto un'intervista di mezz'ora. E quindi i miei tecnici, che hanno avuto anche loro poco spazio per poter dire tutta la loro tesi, la diranno, no? Come ha fatto Flor l'altro giorno che siete andati alla conferenza stampa. Ok? Grazie. Prego. Allora Alda Vanzan, poi Nicolussi Moro. Buongiorno Presidente, Buongiorno. La riunione che avete avuto ieri ha sortito qua, la riunione che diceva che aveva una videoconferenza, ha sortito qualche no, nel senso che il recovery va avanti, il PNRR. E adesso cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. Questa è la domanda. Cioè, al momento in maniera tabellare non vi so dire, no. Cioè ci sono linee macro, immagino che si stia lavorando per cercare di identificare delle opere strategiche ed è giusto che sia così, però al momento non ve lo so dire. Ma il ministro che è del suo partito dello sviluppo economico, Giorgetti, non è coinvolto in questa Sono tutti i ministri coinvolti, sì. Non avete indiscrezioni dal punto di vista politico? No, ma oggettivamente non siamo andati a chiedere diciamo per le vie brevi indicazioni, cioè stiamo aspettando come Presidente di Regione ufficialmente di vedere inquadrato il tema dei finanziamenti, che è importante. Domani è di nuovo giornata di colori, è assodato che resteremo in giallo. Ha un'anticipazione sull'R Conti e gli altri dati? Proviamo a chiederli magari. Se c'è la dottoressa, guarda, abbiamo fatto una riunione tutta stamattina, la dottoressa Russo non ci ha neanche ricordati, ma sicuramente sono ancora più in siamo in capo. giallo, ma è giusto per capire l'andamento dell'R Conti, se lo chiediamo adesso, l'assessore lo chiede e poi ve lo dice. Va bene. RT incidenza. Sempre dal fronte nazionale, avete indicazioni, continuano a chiederci matrimoni, ricevimenti, se c'è una differenza tra dopo l'assessore ve lo dice, ha fatto le linee, anzi potrebbe dare un aggiornamento sulle linee guida di ieri. Benissimo, e poi comunque è sistemata quella cosa, se a Roma dicono ok per noi è chiusa. Benissimo, e poi case di riposo, sempre l'assessore che ci aveva anticipato le linee guida. Va bene. Grazie, scusa ma parla l'assessore. Ok, allora tocca a Michela Nicolussi Moro. Buongiorno. Allora, io dovrei fare 4 domande, ma tecniche rapidissime, senza preamboli. Prego. Dunque, la prima vorrei capire, per favore, se mi ricapitolate gli arrivi dei vaccini e di quale casa produttrice. Perché vorrei capire Moderna che fine ha fatto, per esempio. No, c'è Moderna, adesso te lo dico subito. Okay. Ce l'ho qua. Tanto l'assessore trova
Scusa, apro il telefono perché ho anche l'avviso di stamattina, così ti do il dato. Perfetto, grazie. Sì, allora, stamattina intanto sono arrivati, scusa un attimo, no, scusa, sanità, eccolo qua, sono arrivati 151.100 dosi di AstraZeneca. Ah, perfetto. Sono di stamattina questo, sì. No, ma è il complessivo 150. Ah, aspetta. No, eccolo qua. 12.800 Johnson & Johnson, 20.500 Moderna, sì, 185.000. Vengono tutte consegnate sabato. Sì, allora, sabato queste. Sabato, quindi... Sì. Quindi Astra 151.100, Johnson & Johnson 12.800 e 25 Moderna. Pfizer? 185, è stato già consegnato. E quante ve ne... Adesso 185.000. In questo momento abbiamo in casa 268.494 dosi, in questo momento stamattina alle 6, quando mi è arrivato il bollettino, di cui 50.000 Astra, 50, se volete vi dico anche il numero esatto, 53.941. 53.941. 10.236 Johnson & Johnson, 34.797 Moderna e Pfizer sono 169.521 Pfizer, che sommano 268.494 più i 150.000 che vi ho detto prima che arrivano sabato. Ecco, ma Pfizer non aveva detto che adesso in queste settimane aumentava fino a 200? Ah, non di più di così. Ok. Mediamente nel senso, adesso abbiamo, se vi do un dato così vi dà anche un'idea, che ho visto stamattina. Le forniture sono che la prossima settimana, che è quella del 3, si arriverà a 356.390. Scusa, quella dell'8. Quella dell'8 maggio, 356.390. No, quella del 3, scusami. Allora. 356. Quella del 10, 201. Del 10, 201. 4,90. E quella del 17, 222, 7,50. 122, 7. Vedete che mediamente sono 200.000 vaccini a settimana, tranne la straordinarietà di quella del 3. Ecco, però, avete avuto i primi rifiuti di Johnson & Johnson? No, tanto è vero che erano 16.500, sono già calati, non li stiamo facendo. Bene, e per AstraZeneca invece il tasso di opposizione? Li stiamo facendo. Anche quello, non avete più avuto rifiuti neanche per AstraZeneca? Ma sì, senti, su una mole di vaccinazioni così capita, magari ci sia anche chi torna a casa, ma insomma è residuale rispetto alla potenza di vaccinazione che abbiamo. Ecco, l'altra cosa rapida, l'Europa e anche il governo italiano hanno deciso di non rinnovare a giugno i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Che ricadute avrà sulle regioni questa decisione? Ve l'hanno già detto di quanto si potrebbe abbassare? Intanto devono far chiarezza sui richiami, certo. Perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna, prima roba. Seconda roba, vedo che c'è un incremento di Pfizer importante, ho visto 1,5 miliardi di dosi. E questo penso che sia stato fatto per chiudere la partita Pfizer. Dopodiché, ragazzi, ci stiamo avviando a una seconda stagione, perché sarà quella autunnale, dove immagino che i vaccini avranno bisogno anche di essere ritarati rispetto a varianti, ma come, attenzione, senza diffondere ansia tra i cittadini, come accade tutti gli anni con l'anti-influenzale. Certo. Perché se uno ve la vende, magari anche uno scienziato dice non vanno bene i vaccini, uno dice cosa è successo? Sì. E il virus muta e tu gli corri dietro col vaccino ritarato.
Quindi immagino che le big pharma in questo momento stiano lavorando, le grandi case farmaceutiche, a ritarare i vaccini, anzi no, immagino, è così perché... Sì, Pfizer ritara, l'ha già detto, anche perché i vaccini a RNA messaggero è più facile ritararlo rispetto a quelli a vettore virale. E dopo c'è anche da dire una roba che ormai è assodata, gli adenovirus danno resistenza poi, no? Nel senso che il veicolo è l'adenovirus, tanto è vero, se pensate, lo Sputnik ne ha 2 diversi, prima dose e seconda dose, per evitare l'adattamento nella risposta anticorpale. L'RNA messaggero non ha questo problema perché è un carrier, no? È un veicolo, un trasportatore, scusate, e quindi sembra che l'RNA messaggero sia quello in questo momento che dà più rispondenza. Ecco, da questo punto di vista volevo chiederle questo. Il primo vaccino italiano, che è in sperimentazione anche a Verona, che è quello di Reitera, è a vettore virale. A questo punto che fine fa? Perché la stessa Reitera ha già annunciato che dà la disponibilità, l'ha detto al Mise, di produrre un vaccino RNA messaggero che sarà quello di CureVac, il tedesco CureVac. Voi avete avuto notizie se la sperimentazione si potrebbe interrompere? Non sappiamo nulla, fra l'altro è la seconda volta che fai questa domanda. Sì, perché continuano ad arrivare... No, mi immagino. Lì c'è un po' di nebbia all'orizzonte, noi non abbiamo informazioni rispetto a questo. Sapevamo già che Reitera sarebbe arrivato da buon ultimo, visto il cronoprogramma, e quindi adesso io non so se abbandonano il tema dell'adenovirus, non so quale sia il gorilla. Bene, se abbandonano il vettore virale e quindi si mettono a produrre con un vettore RNA, che è rappresentato RNA messaggero, però non lo so. Al momento io so che qui devono mandarci i vaccini, dobbiamo vaccinare. Noi siamo i manovali di tutta sta giro qua, gli scienziati sono dall'altra parte. E l'ultima cosa, mi segnalano i medici di famiglia una novità che non ho capito bene. Allora, mi dicono che siccome con il tema delle varianti il tampone rapido è meno sensibile, i soggetti sintomatici e i loro contatti vengono testati col tampone molecolare e di conseguenza i medici di famiglia stanno facendo pochissimi tamponi rapidi, ma soprattutto i contatti dei positivi nel frattempo, siccome c'è lista di attesa per il molecolare, vanno in giro e quindi diventa pericoloso. Volevo capire se è un'indicazione nazionale. Circolare. Ecco, ce la spiegate meglio? Ce l'avete? Ce la potete girare? Chiediamo la dottoressa Russo. Lei, assessore, ha capito qualcosa di questa? Io ricordo, insomma, quando ne abbiamo discusso e poi è stata trasmessa, che con il discorso delle varianti, come hanno aumentato la quarantena, vi ricordate che c'erano 10 giorni, 14 giorni, cioè è cambiato completamente il piano di sanità pubblica, anche per il rispetto del discorso dei contatti stretti, eccetera, è stato inserito il discorso dei molecolari, però... Ve la dico così a grandi linee, eventualmente facciamo venire la dottoressa Russo per la spiegare nel dettaglio. E volevo capire se avevate anche dei dati sul fatto che adesso i medici di famiglia possono fare veramente pochi tamponi ed è un peccato. Perché ma se pensi, nell'intervento che tu hai fatto, hai detto i medici di famiglia, poi c'è gente che aspetta per il molecolare, no? Sì, certo. Ci sono cittadini che aspettano per il molecolare in una condizione non di caos. Voglio ricordarvi che a dicembre c'era gente che chiamava dopo 8 giorni che ancora non aveva l'esito del molecolare. Certo, ma siccome voi avete inaugurato quasi, mi pare, una delle prime regioni d'Italia che abbia dato la possibilità al cittadino di andare a farsi il tampone dal medico di famiglia, è peccato. Dopo l'accordo nazionale del Ministero della Salute, perché noi l'abbiamo fatto per quello. È peccato che adesso non si sfrutti questa opportunità. Però ho anche l'impressione che in virtù anche di tutto il battage che è stato fatto, la priorità sia quella prima di esaurire il contingente di molecolari potenziali quotidiano, e quindi penso che molti chiedano il molecolare, cioè. Ma ci sta, insomma, cioè non è che uno dice se ho un paziente da testare e c'ho solo lui, uso il test rapido è comunque uno screening, non è diagnostico. No, ma il medico di famiglia non lo può fare il molecolare perché non ha il laboratorio per processare. Adesso c'è da dire che evito di dire la marca, se non sembra che faccio come rappresentante, però adesso ci sono anche le macchinette da PCR grandi così, proprio per rispondere a quelli che pensavano che bisognava continuare ad avere un camion rimorchio per fare un'analisi, no? C'è il tampone molecolare rapido, ma ce l'abbiamo, l'avete comprato voi?
No, però so che bisogna parlare col dottor Rassu, noi i nostri stanno provando tutte le tecnologie. Noi abbiamo una colpa, lo sapete qual è? Che tutte le novità nel mondo noi abbiamo tentato di testarle. Ma voi lo state già testando nei pronto soccorso? Sì, quello è un'altra marca, è la terza generazione che facciamo. Sì, adesso c'è l'immunofluorescenza, addirittura c'è tutto, però evidentemente qualcuno pensa che serva solo il martello per piantare i chiodi. Va bene, grazie Presidente. Prego, Mi piace se brava. poi ci dà qualche dettaglio in più sulla visita di Figliuolo, magari saremo più contenti. Quale lista? No, sulla visita di Figliuolo quando arriva. No, manca 10 giorni, sì, verrà. Quando... sembrava pomeriggio, però adesso forse è mattina. Saprete tutto per tempo. Dite che verrà Figliuolo. Sì, sta facendo il giro di tutte le regioni. Noi siamo anche forse tra gli ultimi. Sì, perché è stato in Lombardia, è stato in Friuli, Venezia Giulia. Sì. Emilia Romagna l'ha fatta, Piemonte lo ha fatto, Liguria, siamo gli ultimi. Del nord gli ultimi? Anche a sud è stato. No, l'Italia non credo. Sì, è stato in giro. Do i dati. Sì, prego. Allora, RT 086, incidenza 129 su 100.000 casi, 18% di occupazione terapia intensiva rispetto al parametro del 30% e 17% di occupazione di area non critica rispetto al parametro del 40%. 17 area non critica, 18 terapie intensive. Poi aspettiamo domani. Attenzione che due dati, 0,86 e 129, non è che è da far festa. Siamo gialli, ma non è da far festa. Cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione. Cioè, lo dico a chi... vi ricordo che a differenza di dicembre, adesso il passaggio è automatico. I parametri sono abbassati, cioè quindi non si arriva più all'1,50 per cominciare a vedere il cambio di zona, ma si va a 1 va in arancione, 1,25 va in rosso, siamo a 0,86. Lo dico che dipende da noi, da tutti noi. Lascio l'assessore, Antonella deve dire qualcosa. Se non ci sono domande. Lascio l'assessore che le domande è per Alda. Buon lavoro ragazzi, ci vediamo domani. Allora, per riepilogare, noi ieri abbiamo fatto la conferenza delle regioni in cui la conferenza delle regioni ha approvato tutta una serie di linee guida che il gruppo tecnico che è coordinato dal Veneto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse aveva redatto, ne abbiamo già parlato, insomma i ristoranti, tutta la parte turistica, i centri benessere, le terme, i parchi tematici, il Luna Park e anche la parte dei congressi, delle fiere, dei grandi eventi e anche la parte del wedding o delle cerimonie. Le linee guida sono quelle molto semplici, insomma la ristorazione le conoscete già e quindi vengono poi replicate anche per le cerimonie, chiaramente quelle religiose seguono insomma le linee guida per quanto riguarda le cerimonie religiose e quant'altro, che secondo le regioni sono applicabili e quindi possono anche pensare di riaprire tutti questi settori. Cosa ha fatto la conferenza ieri? La conferenza ieri le ha quindi approvate da parte della conferenza e poi il Presidente Federica le trasmetteva al Ministero proprio perché siano prese in considerazione per le riaperture, per quelli che sono i passaggi successivi, chiedendo anche un anticipo rispetto ad alcune scadenze. Non so, facciamo tipo quelle dei centri commerciali il sabato e la domenica, quelle dei parchi tematici. No, ho detto di anticipare già subito, cioè nel senso per quanto riguarda i centri commerciali si riteneva insomma che i negozi dentro i centri commerciali, chiariamo, potessero essere insomma anche riaperti insomma con l'apertura sempre in zone sempre contemplate rispetto alle classificazioni e quant'altro. E poi i parchi tematici che sarebbero al 1° di luglio, anticiparli il prima possibile, si pensa al 1° di giugno, no? E anche per quanto riguarda le linee guida definite per quanto riguarda le cerimonie e tutto il resto, come vi dicevo. E chiaramente dobbiamo aspettare adesso capire che interlocuzione ci sarà tra Conferenza delle Regioni, Presidente Federica, Governo, Ministero
della sanità piuttosto che il Ministero delle Regioni e quant'altro. Insomma, questa è la situazione. Assessore, si può avere una tabellina, uno schema? Va bene. Settore per settore con... No, vi potremmo dare, sto pensando, sono state approvate dalla conferenza, quindi adesso provo a capire, vi diamo il fascicoletto con le linee guida eventualmente. Benissimo, la cosa migliore. Seconda cosa, case di riposo invece? Allora, sulle case di riposo noi abbiamo fatto un lavoro ed era chiuso il nostro lavoro per la riapertura e anche per i nuovi ingressi. Perché abbiamo sentito le associazioni, Euripa, UNEB, insomma ci eravamo confrontate, la prevenzione con le altre direzioni e quant'altro. È emersa sempre ieri, nella riunione di ieri, che c'è una richiesta anche della Lombardia che ci sia però un orientamento uniforme e comune, perché ancora, ed è stato ribadito ed è vero, nei provvedimenti e nel decreto c'è ancora la frase che dice che per quanto riguarda le RSA è demandato al direttore sanitario in casi estremi eccetera la possibilità, e questo mette in difficoltà perché non è mai sparita quella frase su tutti i provvedimenti, su tutti i decreti che si sono susseguiti anche dall'ultimo. Allora ieri c'è stata questa interlocuzione in conferenza su questo argomento e abbiamo avuto mandato quindi di fare delle linee guida uniformi, uguali per tutta Italia, tenendo conto anche del discorso del Green Pass, perché qualcuno dice ma se va in vigore il Green Pass, che ricordiamolo ha le 3 caratteristiche, che uno o ha cioè l'attestato che è stato vaccinato, no? Quindi l'attestato di vaccinazione, o ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, quindi ha una copertura perché ha avuto il Covid, oppure ha un tampone delle ultime 48 ore, no? Quindi queste sono le 3 caratteristiche. Allora si sta valutando se questo può essere un elemento da inserire anche per una maggiore apertura delle visite all'interno delle case di riposo. È un argomento che abbiamo ritenuto come regioni importante, delicato, che comunque raggruppa e coinvolge tanti attori, e quindi io prevedo di pensare di fare una riunione già alla volta di lunedì o martedì, però al tavolo chiamiamo anche il Ministero, quindi chiamiamo l'Istituto Superiore di Sanità e la prevenzione del Ministero, perché chiaramente è una scelta che deve essere condivisa e poi supportata, perché come ricordavo ci sono circolari e anche decreti che sennò diventano una contraddizione. L'altra cosa invece, mi scusi Assessore, ieri lei ha presentato il protocollo, la delibera riguardante le farmacie. Sì. Da quando è che si può andare in farmacia a prenotare e a farsi il vaccino? Allora la prenotazione si può fare già, perché la prenotazione la stanno facendo ed era già in itinere, no? Quindi quella non... Le farmacie che hanno aderito, non tutte hanno aderito, quindi probabilmente dovranno, non lo so, comunicheranno, ci saranno dei cartelli fuori. Sul portale della regione, perché a me diceva il presidente di Federfarma che ancora non si può perché state sviluppando una app apposita sulla quale prenotarsi per la farmacia. No, ma che io sappia si stanno prenotando, almeno io sapevo che si stavano prenotando, quindi l'app è un'altra cosa. Ma si stanno prenotando sul portale della regione o sul portale della regione? Ah, sul portale della regione? Sì. Cioè vanno in farmacia, il farmacista per l'anziano che non sa prenota sul portale della regione. No. Assessore, no, parliamo di cose diverse. Io voglio farmi il vaccino in farmacia. No, questa è un'altra cosa. No, allora, quindi le prenotazioni del primo provvedimento continuano ad andare, ok? Sì. Quindi uno va in farmacia e si prenota sul portale della regione. Il farmacista segue la prenotazione, ok? Perfetto. Sull'altro invece, allora, noi abbiamo chiuso adesso tutto il pacchetto, quindi approvazione, insomma la parte diciamo amministrativa, burocratica. Sì. Dobbiamo adesso, loro devono fare questo corso di tutoraggio che le USL penso già dalla settimana prossima, insomma abbiamo già dato indicazioni alla prevenzione perché chi vuole, le farmacie che poi è facoltativa, lo sapete, insomma fare questo corso di tutoraggio dentro i centri di vaccinazione delle USL, quindi devono fare subito questa cosa perché questo è propedeutico per poter poi vaccinare. Poi decideremo, non abbiamo ancora deciso, dal momento in cui partiranno, e anche che fasce d'età, cioè nel senso probabilmente rientreranno nelle fasce d'età che apriamo noi, perché mi sembra logico questo, però è legato anche ai vaccini, perché poi voi capite che noi scendiamo di fasce d'età,
Oggi il vaccino che possiamo fare se scendiamo di fascia d'età è Pfizer o Moderna, con anche una questione di gestione, quindi anche con loro stiamo interloquendo anche su questo. Filippo Tosato. Assessore, buongiorno. Ne ha già accennato, ma siccome ci sono domande specifiche sulle visite, sull'allentamento del blocco, della riduzione delle visite ai familiari e parenti nelle case di riposo, può tornare un attimo sull'argomento per dire un po' ai parenti, ai familiari cosa si possono aspettare? Allora, a parte questo discorso che vi ho fatto, che c'è quindi questo nuovo incarico complessivo da parte della Conferenza delle Regioni da fare col Ministero e di valutare quindi un orientamento uniforme complessivo, anche alla luce di quelli che sono i provvedimenti del Green Pass e quant'altro. Io so, perché abbiamo fatto un'indagine con Euripa e Uneba, che tante case di riposo hanno già aperto, perché sono case di riposo Covid free, nel senso che non hanno più nessun caso positivo all'interno, che la popolazione è quasi al 100% vaccinata. Ci potrebbero essere dei casi, perché sono quelli che sono gli ultimi che sono usciti dalla malattia e quindi che hanno avuto il Covid recentemente. Quindi so che molti stanno già facendo delle visite, stanno privilegiando l'aria aperta, quindi gli spazi all'aperto, oppure dei sistemi comunque che permettano anche una protezione di un certo tipo. Ci sono anche in molti casi le famose stanze dell'abbraccio, quindi anche con strutture di questo tipo. Noi vogliamo andare un po' oltre, quindi anche che si ritorni sempre in sicurezza e quindi che ci siano determinate caratteristiche, anche una sorta di contatto più sicuro, insomma, eccetera, ma che ritorni anche questa modalità. La visita invece tipo nella stanza di degenza, quella solo per casi di persone che sono o in fine vita o che assolutamente non hanno possibilità di deambulare, e quindi quella diventa, perché altrimenti si privilegiano spazi più all'esterno oppure comunque spazi più ampi. Quindi ci sono già situazioni di questo tipo. La novità è quella appunto di avere un'indicazione nazionale anche suffragata da Istituto Superiore di Sanità e Ministero, visto che comunque su questo si sono espressi molto con circolari, con indicazioni dentro DPCM, decreti, e che creano quelle contraddizioni che non sempre permettono a tutti di riaprire con tranquillità e serenità. Grazie. Scusi, posso inserirmi nella Prego, Alda Vanzan. Grazie. Quindi, pur avendo fatto voi le linee guida... Non le abbiamo ancora adottate. Ah, ok. Cioè, è un lavoro che noi abbiamo fatto. Confrontate con le categorie. Noi allora abbiamo finito il lavoro, sì. L'abbiamo confrontato eccetera, eravamo sul, tra virgolette, proprio renderle ufficiali e quindi recepirle. Questa cosa di questo, diciamo, passaggio nazionale con tutte le regioni, cioè, aspettiamo un attimo, altri 2 o 3 giorni, intanto l'incontro si farà lunedì o martedì e vediamo un attimo quindi cosa si continua per le visite così come si è continuato fino all'altro giorno. Adesso nessuna sì. novità per no, ora. Non ci sono novità, se non, come dicevo, so che molte strutture hanno già allentato, e quindi viste le condizioni di struttura abbastanza libera e vaccinata, insomma, con la maggior parte della popolazione, so che molte strutture, insomma, perché so che Euripa, anzi, se volete chiedere, chiedete pure, Euripa ha fatto proprio una ricognizione con tutti i suoi associati e quindi aveva anche una tabella, insomma, secondo me, io ce l'ho, ma però insomma è giusto che ve la dia Euripa, con quanti fanno le visite, se fanno le visite all'interno, all'esterno, quante stanze degli abbracci ci sono, insomma aveva comunque fatto un questionario tra tutti i propri associati e quindi insomma emergeva che le strutture insomma comunque stanno cercando di dare questi spazi e anche di andare in questa direzione. Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin, grazie a tutti, appuntamento a domani. Arrivederci.